Nera dai vertici di maggioranza di ieri sera a Palazzo Chigi sull'autonomia, i freni di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, l'ira di Zaia raccapricciante, bloccati da Renzi che nel 2017 non voleva farci votare, il governo batta un colpo, vada a casa. La strage dei giovani nel fine settimana, da più parti la richiesta di tornare a fare prevenzione anche attraverso campagne shock come quelle messe in atto negli anni 90 dall'allora presidente della provincia di Treviso, Zaia. Oggi intanto nuova tragedia della strada nel veneziano, 64enne ciclista amatoriale travolto e ucciso da un furgone a Scorzè. Era un membro della banda dei kosovari che nel 2017 progettava di compiere l'attentato terroristico per conto dell'ISIS a Venezia. Oggi è stato espulso con volo di Stato dall'aeroporto Marco Polo di Tessera. Nuova tragedia sul lavoro in Veneto, operaio di 64 anni precipita dal tetto di un capannone del Veronese durante una manutenzione, nulla da fare per l'uomo. In queste ore a Roma il vertice del Ministero dello Sviluppo Economico sul futuro ACC Wambao, i dipendenti in presidio costante. Non regalate animali per Natale, l'appello di un veterinario trevigiano. Spesso chi decide di prendere un cucciolo, spiega, non è preparato. A gennaio poi queste persone arrivano con gli animali in gravi condizioni di salute. Questi i titoli dell'edizione veneta dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno, buonasera e ben ritrovati. In primo piano lo avete sentito, la politica con la fumata nera arrivata ieri sera dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sul tavolo la questione autonomia. I freni sono arrivati dal Movimento 5 Stelle e da Italia Viva ed è esplosa l'ira del governatore Zaia che ha detto tutto questo è raccapricciante. La verità è che lì a Roma qualcuno che non rappresenta nessuno decide che non si deve fare l'autonomia. Noi così non va bene, ma comunque ci dicano sì o no, ma ce lo dicono. Poi noi ci comporteremo di conseguenza. Mi sorprende che una maggioranza di governo, un governo che dice di avere voglia di andare avanti, di governare, non ci dia risposte, e il fatto che non ci diano risposte questo ci preoccupa. Al tavolo di Palazzo Chigi c'erano tutti e su quel tavolo, vertice di maggioranza, l'unico tema in discussione era il più atteso. Eppure non è bastato. Autonomia ancora frenata, bloccata, passaggi nuovamente da rivedere. Non solo il Movimento 5 Stelle, c'è anche Italia Viva a dettare le condizioni per arrivare alla sintesi dell'accordo e a Venezia la reazione è immediata, perché è proprio l'elemento Renzi a far saltare la mosca al naso del governatore, tanto da parlare di esito raccapricciante e non solo. È anche imbarazzante e incomprensibile, visto e considerato che il ministro Boccia ha chiuso con noi un tavolo con tutte le regioni italiane circa un progetto da portare avanti. Poi ne viene fuori che fanno la riunione di maggioranza e perché una parte della maggioranza non è convinta, che guarda caso sono sempre gli stessi che nel 2014 ci hanno portato davanti la Corte Costituzionale per vietare al Veneto di fare il referendum. Ecco, questa parte di maggioranza, quindi Renzi, Italia Viva, dice che dell'autonomia non ne vuol parlare e se ne parlerà più avanti. Noi siamo pronti. Ieri sera nella capitale il ministro Francesco Boccia cercava di arginare le polemiche. Noi siamo pronti, ha detto, intendendo il PD. Gli altri partiti oggi mi hanno consegnato alcuni ritocchi che io ritengo ultimativi. Aspettiamo da Italia Viva i loro contributi. Contributi che però non arrivano, così come non ci sarà l'autonomia sotto l'albero di Natale. Noi abbiamo il diritto di avere una risposta, quindi veramente quello che dico al governo è che se ha i numeri per governare deve darci una risposta, altrimenti vadano a casa. Non abbiamo intenzione di perdere tempo e quindi lavoreremo in questi giorni per completare questo lavoro e per consentire alle regioni poi di dire l'ultima parola. Ma è un ritornello che si è già sentito da mesi e allora l'appello va direttamente a Mattarella. Lo dico al Capo dello Stato, che è garante della Costituzione, che nell'ambito dei suoi poteri si faccia, come si può dire, portavoce di questo stato di malessere che non è più del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma è di 17 regioni, 18 regioni su 20 a livello nazionale. La cronaca con il dramma degli incidenti stradali che ha sconvolto il fine settimana nel Veneto, tanti giovani rimasti uccisi. Per questo dal governatore Zaia la proposta accolta da più parti di riproporre come forma di prevenzione soprattutto verso i giovani quelle campagne shock che proprio Zaia, allora presidente della provincia di Treviso, aveva messo in campo per sensibilizzare le nuove generazioni. Noi avevamo veramente fatto tappa bene su quel 50 che ci avevano richiesto, però purtroppo poi l'ufficio, uno degli uffici nostri che lavorava veramente bene della provincia è stato chiuso con la riforma e purtroppo da quel momento
nulla è stato più fatto per le scuole per quel progetto. E la cosa è drammatica perché purtroppo adesso vediamo dopo 4-5 anni i frutti. Marino Biscaro negli anni 90 lavorava all'ufficio provinciale sicurezza stradale quando l'allora presidente della provincia di Treviso Luca Zaia decise di dar vita a campagne shock contro le stragi sulla strada. Biscaro lavorò per mettere in campo quelle iniziative che coinvolsero le scuole, progetti ai quali venne messa fine con la riforma del Rio. Ora di quelle campagne shock è tornato a parlare il governatore Zaia, dopo il drammatico weekend che ha visto in Veneto tra sabato e lunedì 10 persone perdere la vita, metà di queste poco più che ventenni. Di fronte a questi numeri bisogna fare qualcosa, tornare a parlare con i giovani. Sulla sicurezza non c'è mai fine, bisogna continuare a lavorare, bisogna regalare alle nuove generazioni tutte le indicazioni che abbiamo dato. Tornare a fare prevenzione anche attraverso campagne shock ben mirate. Buttarle là tanto per far vedere un filmato no, non serve, diventa anche pericoloso, soprattutto per i bambini più piccoli. Ma se la cosa è preparata, se la cosa è portata avanti con l'ideale giusto, l'immagine shock diventa importante. Anche il direttore generale dell'USL 2 Benazzi ricorda i risultati importanti che attraverso iniziative forti si è riusciti a raggiungere e come sia necessario continuare il lavoro avviato nelle scuole. In quel periodo, se voi vi ricordate, c'è stato sicuramente un ottimo risultato, che si sono ridotti. Oggi forse ci siamo un po', come dire, abbiamo dimenticato che bisogna sempre sollecitare, quindi sempre essere presenti su questo argomento. Ha fatto bene lui, dovremmo riprendere un po' questo. Io sono convinto, anche noi dell'ULSS, dovremmo andare nelle scuole e far capire, portando i volti delle persone, portando le situazioni delle macchine distrutte, portando i drammi delle famiglie. Intanto le comunità colpite dalle tragedie delle scorse ore si preparano a dare l'ultimo saluto ai loro ragazzi che non ci sono più. Sabato 21 dicembre Salgareda si stringerà intorno ai familiari di Matteo Gava per i funerali che si svolgeranno alle 10:30 nella chiesa di Campobernardo. Prevenzione dunque fondamentale per la polizia stradale. Militarizzare le strade non serve, dice il comandante provinciale di Treviso, occorre un cambio culturale, quello per il quale da anni lavora anche Paola Conte Bortolotto, referente trevigiana dell'associazione familiari vittime della strada. Sono 16 anni che cerco in qualche modo di darmi da fare, per dire non deve succedere mai più. L'ho detto il giorno dopo, ho detto non deve succedere mai più una cosa del genere. Ma malgrado questo le famiglie continuano a venire dilaniate dal più doloroso dei lutti. Anche per la referente trevigiana dell'associazione vittime della strada il venir meno di campagne di prevenzione strutturate nelle scuole sta provocando grossi danni. Vediamo che lasciando la presa poi le persone si abituano a certi comportamenti e queste sono le conseguenze. Le campagne shock magari 20 anni fa hanno fatto il loro effetto. Adesso purtroppo qual è lo shock? I ragazzi vedono delle cose anche più scioccanti di quelle che facciamo vedere noi, anche i video o altre cose. Hanno bisogno di consapevolezza, hanno bisogno di capire le conseguenze e noi ci siamo fra le nostre testimonianze. Manda un abbraccio alle famiglie Paola Conte Bortolotto e commenta così la proposta della mamma di una delle vittime della strage di Jesolo di organizzare una grande manifestazione. Che dire, continuiamo a far sentire la nostra voce. Sicuramente puntare i riflettori sul fenomeno è una cosa che fa sicuramente bene, perché è giusto parlarne ed è giusto cercare soluzioni, perché non si possono perdere le vite dei nostri ragazzi e in generale le vite umane in questa maniera. Quello che secondo noi è corretto fare è lavorare sulla prevenzione, perché in questo momento qualcuno potrebbe pensare che la soluzione facile del problema sia aumentare a dismisura il numero di pattuglie sulla strada, che una sorta di militarizzazione delle strade potrebbe portare più sicurezza. Non sono 4 multe in più che salveranno qualcuno, ma un cambiamento culturale, nell'impostazione culturale delle persone alla guida. La guida non deve essere quello che rimane di altre 10 attività che si stanno facendo in quel momento, ma deve essere la cosa più importante che stiamo facendo in quel momento, perché se non lo facciamo e ci distraiamo, le conseguenze sono alle volte irreparabili. Intanto le tragedie sulle strade venete non si fermano. Nel pomeriggio un grave incidente a Gazzo Veronese. Nello scontro tra 2 auto ha perso la vita una donna di 40 anni. Sul posto i vigili del fuoco di Legnago, che hanno dovuto lavorare utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per estrarre i 2 conducenti dalle lamiere. Per la donna al volante di una Fiat 500 purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre l'altro conducente, un uomo di 64 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari, che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito con l'elisoccorso presso l'ospedale di Borgo Trento.
Poche ore prima a Scorzè nel Veneziano invece un ciclista di 64 anni veneziano è stato travolto e ucciso da un furgone. Era con un gruppo di amici, tutti ciclisti, la maggior parte in pensione, stavano facendo un giro in bici quando quel sorpasso ha spezzato ogni sogno di spensieratezza. È l'ennesima vittima della strada di questa tragica e funesta settimana. Antonio Castellaro, 64 anni, è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in sella alla sua bici con un gruppo di amici appassionati delle due ruote. Nato a Venezia, viveva da tempo a Chirignago, faceva l'operaio. La tragedia nel primo pomeriggio, verso le 14, a Rio San Martino di Scorzè, quando un furgone condotto da un 68enne del posto ha sorpassato un mezzo pesante fermo in sosta a bordo strada, senza accorgersi che dalla direzione opposta stava arrivando il ciclista, che non ha avuto scampo. È morto sbalzato sull'asfalto dopo essere stato centrato in pieno dal furgone. Per lui i soccorsi si sono dimostrati inutili. Del fatto indagano i carabinieri di Mestre. Tragedia sul lavoro oggi a Vallese di Oppeano nel Veronese, a perdere la vita un operaio di 64 anni. Dai primi accertamenti svolti dai tecnici dello Spisa, dell'USL 9 Scaligera e dai carabinieri, l'uomo dipendente di una ditta esterna durante un intervento di manutenzione è precipitato dal tetto di un capannone. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per i gravi traumi riportati. Era uno della banda dei kosovari che nel 2017 progettava di compiere un attentato terroristico per conto dell'ISIS a Venezia. Ritenuto troppo pericoloso, oggi è stato espulso con un volo di Stato dall'aeroporto Marco Polo di Tessera. È stato espulso uno dei giovani kosovari della banda che nel 2017 preparava l'attentato a Venezia. L'espulsione nei confronti di Arian Morina per motivi di prevenzione del terrorismo e che all'epoca dei fatti era minorenne. Ha lasciato il territorio nazionale con scorta della Polizia di Stato dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il giovane kosovaro faceva parte della cellula jihadista che aveva collocato la sua base in un appartamento nel cuore di Venezia. Banda sgominata nel marzo 2017 con le indagini della Questura di Venezia iniziate 2 anni prima, nel settembre del 2015, dalla Digos. I componenti del gruppo erano stati tutti arrestati il 30 marzo 2017 e poi condannati in via definitiva. Tra loro vi era, oltre all'espulso Arian Morina, i maggiorenni Fisnik Bekai, Dake Azirai e Arian Babai. Al momento degli arresti la cellula veneziana era pronta a sostenere il progetto jihadista, compiendo 1 o più attentati nel centro storico lagunare. Il ruolo di Morina doveva essere di tipo operativo e dimostrativo dell'ISIS, nonché di addestramento al combattimento. All'epoca, infatti, Morina, dicendosi soddisfatto di alcuni attacchi effettuati dall'ISIS in Turchia, affermò che fosse giunto il turno dell'Italia e richiamava perciò l'attenzione degli altri sull'opportunità di organizzare un attentato dinamitardo proprio a Venezia, data l'elevata presenza di, diceva, monafiq, cioè ipocriti. Voltiamo pagina ma restiamo a Venezia, dove è arrivato, o meglio è tornato, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ad un mese dall'ultima visita in piena emergenza acqua alta. Il governo ha stanziato 60 milioni di euro per la salvaguardia della città. Passeggiano assieme il ministro Dario Franceschini e il sindaco Luigi Brugnaro. Attraversano i giardini reali di San Marco, di cui si celebra la riapertura dopo alcuni anni di restauro, per finire davanti ad una piazza San Marco per l'ennesima volta sott'acqua, anche se stavolta solo parzialmente. Nell'ultimo periodo l'acqua alta è passata per quantità e intensità da occasionale e per certi versi suggestiva seccatura ad emergenza imprescindibile, così come la salvaguardia di Venezia, per la quale il governo ha deciso di rifinanziare la legge speciale. Dal 2020 ci sono 60 milioni, più sono stati recuperati i 65 milioni dell'anno precedente. E poi che sono stati decisi all'ultimo comitatone, la notizia è già pubblica. Il comitatone è saltato, quello di dicembre. Credo che andremo all'inizio di gennaio, perché vogliamo arrivarci già come il tema delle grandi navi, vogliamo arrivarci con un passo avanti vero.
Già a Venezia, nei giorni dell'emergenza acqua alta, Franceschini cerca di fare chiarezza. Un conto sono i soldi della legge speciale, un altro quelli per i risarcimenti del post 12 novembre, un altro ancora quelli per il Mose, un accavallarsi di finanziamenti che segnano altrettanti problemi che incombono su Venezia. Ci sono anche degli soldi che erano già stati stabiliti dal governo Gentiloni. Quest'anno avremo un ulteriore aiuto perché in comitatone, insomma, abbiamo spiegato, il governo ci ha concesso altri 60 milioni, saranno destinati proprio alla difesa della città, non al Mose. Il Mose ha un altro finanziamento ed è gestito dallo Stato, non da noi. Contemporaneamente a Roma, davanti alle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti alla Camera, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è tornato a parlare delle possibili soluzioni temporanee alternative al passaggio delle grandi navi alla Giudecca e a San Marco, in attesa di uno spostamento definitivo. Un'altra questione che non può più attendere. Ci stiamo lavorando, sapete che è un impegno che ho detto le altre volte che sono venuto a Venezia, entro la fine del mio mandato vorrei che questo tema, non è una competenza solo mia, ma vorrei che entro la fine del mandato di questo governo questo tema fosse definitivamente risolto. Ci stiamo lavorando. Il 4 novembre un docente e un operatore dell'ITIS Euganeo di Este hanno salvato la vita ad uno studente colpito da un malore. Oggi i due sono stati premiati con una targa dal sindaco. Quel giorno poteva essere l'ultimo della vita di Lucio, studente 14enne dell'Istituto Tecnico Euganeo di Este, colpito da un arresto cardiaco e salvato dalla prontezza di riflessi di Massimo Donato e Mario Boniolo. Il docente e il collaboratore scolastico sapevano cosa fare e come farlo e hanno salvato la vita a Lucio, che poi è stato preso in carico dal 118. Ora Lucio sta bene e ha partecipato assieme ai compagni a una cerimonia che il comune ha organizzato per dare il giusto merito ai due soccorritori. Con lui il papà e la mamma. Il primo intervento, soprattutto del professore, è stato cruciale per i risultati finali, che poi sono ottimi. Adesso sta bene e appunto grazie mille al professore, sono degli angeli. Sarebbe auspicabile appunto che in qualsiasi scuola, in qualsiasi posto ci sia la necessità, ci sia il bisogno, ci fossero persone come lui. La cerimonia è servita inoltre a formalizzare il protocollo che il municipio Atestino ha sottoscritto con l'associazione Fissa per la gestione di una serie di incontri formativi sul primo soccorso e sulla prevenzione per scuole, associazioni e cittadini. E dopo il protocollo d'intesa con Sogit per creare persone adatte alla sicurezza nei vari luoghi e nei vari eventi della città, dopo aver disseminato la città di defibrillatori, oggi questo momento importante con Fissa. Siamo molto contenti di aver firmato questo protocollo col Comune di Este per questi 15 incontri che faremo nel corso del 2020 dedicati agli studenti su come chiamare il 118 e su queste pratiche di BLS di rianimazione cardiopolmonare, che sono il primo passo per cercare di salvare una vita. A Lucio, che ha perso un mese di scuola, è stato regalato un libro, ma lui ha ammesso di aver trovato il tempo e le energie di studiare durante la lunga convalescenza. È appena terminato il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico sulla crisi ACC Wambao ed è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Il Mise ha accolto l'istanza di commissariamento dell'azienda previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge Prodi-bis. Si tratta di una formalità necessaria che consentirà al Tribunale di valutare e siglare l'avvio della procedura di amministrazione controllata dello stabilimento di Mel. La notizia è arrivata appunto al termine del tavolo convocato, presenti da un lato il ministro Federico D'Inca, l'assessore veneto al lavoro Donazzano, le rappresentanze sindacali e i sindacati di categoria e dall'altro i vertici di Wambao. L'azienda consegnerà al Ministero il bilancio al 31/12 verso la metà di gennaio e ciò consentirà l'avvio della gestione commissariale per i primi di febbraio, che con tutta probabilità sarà affidata a Maurizio Castro. Soddisfatti i sindacati, così si garantisce la fornitura ai clienti e quindi la continuità produttiva, hanno detto all'uscita dalla riunione. Fuori ad aspettarli i lavoratori che hanno presidiato l'ingresso del Mise per tutta la durata dell'incontro. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di un caso sollevato dal nostro telegiornale. Famiglia al freddo a Montagnana, nel Padovano, nelle case popolari. Ebbene, l'Ater si scusa e interviene.
Erano al freddo con 15 gradi in casa, nelle case Ater di Montagnana, così hanno chiamato la nostra emittente, e la storia è arrivata immediatamente alle orecchie della dirigenza Ater a Padova, che ha deciso di intervenire velocemente scusandosi. Dispiace, porto la disperazione e l'amarezza dell'azienda per i disagi che hanno dovuto subire gli utenti colpiti da questo evento, e il problema dovrebbe essere risolto entro venerdì. Purtroppo la prima segnalazione è avvenuta il 6 dicembre. Il terzo manutentore che gestisce queste serie di eventi e interventi ha preso visione della situazione. Non è stata di facile soluzione. L'intervento e la soluzione richiederà alcuni giorni, alcune settimane, ma fin da subito porteremo un produttore mobile di calore che verrà inserito nel sistema e garantirà fin da venerdì acqua calda e servizi caldi per gli utenti, per i nostri utenti. L'Ater interviene in modo diverso se nelle case c'è riscaldamento autonomo o, come in questo caso, una centrale termica. Questa è una situazione particolarmente complessa. Quando abbiamo una centrale unica che va a servire più unità, l'azienda, l'Ater di Padova, si appoggia per il proprio regolamento, per la propria prassi, a terzi manutentori, quindi ad imprese, che comunque noi siamo intervenuti per verificare cosa è accaduto, verificheremo anche se vi siano delle mancanze o quant'altro. In altre situazioni interviene direttamente l'azienda. L'importante quindi è muoversi subito con le segnalazioni all'Ater, soprattutto se, come in questo caso, c'è un manutentore esterno e non interviene direttamente l'ente, se no rientra nelle piccole manutenzioni per cui l'Ater spende comunque circa 3 milioni di euro all'anno. E adesso l'appello di un veterinario: non regalate animali a Natale. Sentiamo perché. Natale è tempo di regali e quando in casa ci sono bambini spesso si propende per fare loro una sorpresa, introducendo in famiglia un nuovo cucciolo. Ma spesso l'onda emozionale prevale su una scelta consapevole e mirata. È per questo che Diego Cattarossi, veterinario esperto di animali esotici, invita a scegliere altri regali da mettere sotto l'albero. L'arrivo di un animale va preparato con grande attenzione, e poi perché sarebbe bene coinvolgere i ragazzi nella scelta. Quando si sceglie di adottare un animale va considerata con attenzione la specie e la razza. Ognuna selezionata per uno specifico compito, e quindi fermarci solo sull'aspetto estetico, mi piace quella razza perché è bella, può essere molto rischioso nel momento in cui non si vengono a conoscere approfonditamente le caratteristiche comportamentali. Sempre più spesso si regalano animali esotici, cavie, cincillacri, ceti, canarini e pappagalli, ma anche furetti e rettili, senza avere però un'adeguata conoscenza di queste specie, così spiega il dottor Cattarossi. A gennaio ci troviamo ad affrontare casi di animali in condizioni molto difficili. Ci troviamo in situazioni che a volte rasentano, involontariamente ben si intenda, il maltrattamento animale, perché animali ospitati in teche, in gabbie non idonee, alimentati con cibo che spesso risulta causa dei loro stessi problemi. Dal veterinario un unico consiglio a chi decide in qualunque momento dell'anno di introdurre nella propria famiglia un animale. Questa scelta deve essere corroborata dal consiglio di esperti, bisogna sedersi a tavolino e dire che cosa ci serve per ospitarlo al meglio. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, parleremo del Mose insieme all'ex capo della sala controllo, l'ingegner Giovanni Cecconi. E poi vi ricordo la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi: mandateci le foto, i video delle vostre rappresentazioni tenendo il cellulare in orizzontale ai numeri o l'indirizzo email che vedete in sovrimpressione. Se non siete in grado di realizzarli voi stessi, mandateci una breve descrizione, un numero di telefono e verremo noi con le nostre telecamere a riprenderli. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo spiccatamente instabile a causa di una bassa pressione che, posizionata sulla Sardegna, causerà qualche pioggia anche sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo una moderata variabilità con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse sulla zona nord-orientale della pianura e sul Bellunese, meno frequenti invece altrove.
ancora molto ventoso con forti venti da nord-est. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime comprese tra 10 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto, tuttavia con qualche nebbia, ma anche con qualche spazio soleggiato, soprattutto a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi tra 10 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.